Quello quella qui che registra. Sì, sì. Allora, funziona. A Schivenin. Ma vorrei che sentasse dopo. Buonasera. Poi là c'è poi il primo premio e là. Anca. Ma io così ascolta una roba. Prima aspetti che. Prima di metterlo. Aspetta che pone la discussione per la partenza. Sì, mi dice. Come è successo ora? Sì. Mi mettiamo così, Camillo Dai canzone Matteo, allora già il nome. Questo è il mio nome, no, questo è il mio. Allora già visto lì che sono. Era prevista che ormai era Friday fino. E gli stati fermi per colpa che la piave era un'alluvione, come un'alluvione, la piave era come il Po. Ma io si ricordo? Si ricorda che la piave era così? Sì, aveva 9 anni. Mi dice. E no, 86 caro mica. Dell'8. Matteo del Cantone. E allora qua mia mamma alla notte la sanzionava di fuoco tutta la notte. E allora non c'è ma alla mattina mio padre aveva, prima di. Sono andati in Stevenin. Mio padre aveva trovato un casonetto in Stevenin. Io mai stato in Stevenin la frazione. Io sta? Sì. Che chiama il Ponte de Cagnin. Ed è un ponte prima di arrivare a Stevenin, che è 2 o 3 case solo da su quella casetta sotto la montagna là. L'aveva tolta da uno che si chiama Cagnin, sta staletta là. Sì. A caso la verità, perché i tedeschi dicevano che era mio nonno che si ricordava della guerra del 60, che se era sotto l'Austria, noi qua se era sotto l'Austria, e allora arrivava qua un gruppo di truppa perché la battaglia l'ha fatta sul Veronese, la grande battaglia che visti i francesi alla storia. Sì. Infatti, egli è andato là sul bilico da vita per perdere la guerra allora. Ma me lo conté ancora mio nonno, mio papà. No. Al me conté questa storia. Allora diceva mio nonno, sto qua fermi perché lei in passaggio l'ho visto ancora. Suo nonno. E invece gli fermati qua. Suo nonno, come si chiamava suo nonno? Matteo al cantone. Anche suo nonno? Mio nonno era mio papà, era Angelo. Suo nonno di che classe era? Era del 35. E che aveva fatto che altra guerra? Allora sotto l'Austria che il suo fratello l'ha fatta il soldato sotto l'Austria perché c'era sotto l'Austria. Suo fratello quale? E l'Austria era in guerra contro la Boemia, tutta là, lei resta morto. Ho capito. Lei resta morto dal suo fratello. Sì. E invece lui, invece il fratello. Come nonno. E il nonno aveva fatto la guerra qui nel Veronese? No. Suo fratello? Lui l'ha visto le truppe. Capito, che passava. Che le passava. E ora ha detto passa anche stavolta. Le passa anche adesso, un'altra volta, di dire sto qua. Ho capito. E allora sono andato in Schevenin. In Schevenin, sta là la notte, ho messo le vacche, che aveva le vacche e il portello. Con un'altra famiglia sono fermati là su sta scaletta e mio papà alleva venire fuori, ne ha salato, era un altro della mia età, non che ne avevano 3 e 2 aveva un'altra famiglia, tanto che ne stava dentro e non diceva mi spassò al fermo, poi uno aveva un anno del piedimento, la entro in mezzo alla valle, perché quelle case là le state fatte dopo 20 anni non era niente. Era solo sta casa di Cagnin. Su una baita. Al vicino al ponte di Cagnin. Si chiama il ponte di Cagnin perché una volta era la proprietà di sto Cagnin. Ma che era un ponte, E che chiama quella famiglia che è là, e veniva da sud da Prava, e niente a che fare, ma che ha dato sul nome Tiglio Cagnin e io Mondin, che prima non era Cagnin, io Cagnin perché io è andato a stare sulla zona di Cagnin, ma che lavoro. Dice anche io. Perché
Vedi che ho passato, Allora l'ultimo a treno portare l'aereo tutto ho passato, l'anno più lungo, immagino, aspetta, intanto che si mette più lungo qui, di mentre suo papà era in ferrovia allora, la signora, come si chiama la signora? Lei? mi sarà Maria. Maria Pessaro, di Alano, classe 1910. E suo papà era in ferrovia, ha trovato il posto di andare in Marche allora. Come è stato che è andata nelle Marche? Ya i ferrovieri la mandati Basso. profughi come via, donde quería lavorare un po'. Che paese è andata? Che paese si ricorda? Porto San Giorgio. E suo papà lavorava qui alla stazione di Quero, qui alla stazione Quero Bassa. No, dall'anno che ne Ah, no. Sì, ma lavorava dove? la ferrovia era militare già, l'ultimo treno se non era, era in linea, no? Era le classi che era in guerra, Ho capito. ma altro che era ferrovia, era militare già con le stellette, era la ferrovia non era, Ho capito. era un operaio che Ma conto di ora. Continua così. ora siamo stati là e alla mattina noi si levati su, oggi andare a la steva che, però a finire conto prima che sono arrivati là con le bestie, non che n'era ponte, a passare, il saltea la sassa e l'altro andare per là. Le bestie. E allora mio papà e sto suo amico che era assieme, Come si chiamava? era Mondin, il suo nome era Baston, Baston. Questo. E il nome? era Mondin? Baston. Vincenzo, Ceccio del camiono, Ceccio Baston. Vincenzo insomma, Vincenzo era Mondin. E mio padre era Angelo, ma il suo nome era un Angelo Gamba. Gamba. Altri, sì, Gamba. Solo nome. Dal cantone. Sì, Gamba. Ma abitavi qua anche una volta? Qua sì, qua la famiglia abitava sotto là. Ho capito, ma come si chiama questa località qua? Qua, Campagna? qua si chiama Nugarola qua. Nogarola. Nugarola Ma è qua. una frazione di Quero? Sì, questa zona qua è Nugarola, là che ne tocca che diciamo a fare se, non tocca là diciamo a regia, le tutte, Sempre Quero comunque. sì, Sempre tutto quello, dopo che Cosa ne, sei? Un borgo? Come si chiama? che ne i figur, Un colmello? che ne zone che chiama i figur, col Barbanic, col Maor le onde che ne l'ossario tedesco va. Ah, bisogna vederlo. Si chiama Colmor quello, dopo che nei camminoi Farer, Tutte locali. tutte piccole località, Come che si chiamano indietro? Tutte piccole. piccole zone così, dopo che nei chiama Caude Fossa, qua, Letto qua, Vabbè. e Allora, le da qua fino a Cevenin si partì di mattina o di sera? sono partiti sul mediodía andare a portare le bestie Ma che venivano. chi vi aveva detto di andare? Di andare, perché che n'era la guerra qua in fronte che veniva avanti che voleva scampare. Cosa che avevo visto altri che si andati via? Visti, si sentiva le cannonate. Ah, si sentiva già il Si canone. sentia le cannonate che sbarrea per là. E al di Rio le arrivava qua. Ah, ho capito. Le cominciava ad arrivare qua perché era cominciata la ritirata del calore e loro ci aveva qua. Ho capito. E eravate. E allora al di Rio, mio papà la mattina le viste dentro a dirmi vieni che scampò un grandone io avevo stabilito per starsi là dentro e vedi a pensare a salare le vacche, Senza vacche era. fui a salare tutto e scampare e lo subito fuori a mia da quell'altro trovato. Che si chiamava come, capito? Sì, chiamava Beppi, aveva il nome questo, insomma. Beppi Mondini. A lei viene assieme con Adi e mio papà, lui è andato assieme, sapesse mio padre era là dopo. E mio papà e aveva una sorella, sono partiti con sacchettini, andare in dove? A Cevenin. Andare in dove, verso Treviso, Ma non ho detto che sei andato a Schevenin. fa scampare da qua. No, l'aveva cambiato, a me non dicendo là dentro. E invece mio papà la sentì qua, perché sapeva che aveva fatto già parecchiare le trincee sul tombo qua.
all'anno prima mi diceva io ora di fare le trincee, fa la guerra si sapeva che era qua su. Si vedeva i treni a passare sempre con la Croce Rossa, feriti, so che avevano tocco del bosco nel fare il treno. E si vedeva tutto questo. Buonasera. Allora, ora vedere questi treni. E allora mio papà di ascoltare mi pare che abbia suo padre star qua lì, alla catacco sul guarda che è meglio che andò perché il fronte viene qua. Sai Non che viene qua, allora sono in mezzo al fronte lì. Narindo no, come che tanti è andati e tanti ci ha fermato e resta il fronte qua qui sotto all'Austria, qui moriva fama calori. Allora, andando in dove era la strada piena di soldati, carreggi e tutto, ormai i tedeschi era là delle Piave. dove di preciso era Teatro Piave? Era sulla zona di San Vito, là. Sì. E non qua a Quero? No, perché qua era la montagna, qua il fiume, il Piave che passa, la Piave passa a Salà. Sì. Sarà 500 metri, guarda nel Piave dove passa. Ed era un Marfin sulla ferrovia che mi ricordo che sono arrivati qua ai Canaletti che chiamavano di San Giacomo, salvo quella zona là. Sì, ho visto che era i militari sull'argine della ferrovia con le metraglie che sbarrea a Parderà. Ai nostri italiani. E Parderà i tedeschi tirava a parte qua, non sentiva le cannonate. Ma noi allora a quei tempi mi aveva 9 anni, allora è meno anche. Credeva che fosse tonellate e via le granate una qua, una là, che ne arriva una e se cammina in fianco, perché era tutta vigna da quelle montagne, per me erano le vite così, che ne arriva una a vicino, quel che sia stata vicino, che ne ha interrato. Un colpo, mi sono caduto in mezzo a una nuvola negra, lei mi ha perso di mano mia mamma, o mio papà che mi aveva, mi ha perso. E mi sono caduto in mezzo a questa nuvola a camminare fuori a questo negro, qui che sono da sopra, no? E che non ho visto intera destinati, e ho detto, è piova che veniva dopo proprio, guarda di questi qua che dormo, ho detto, ho pensato dopo mi erano morti e cannonate invece, ma mi dicevi dormo questo tempo qua e mi correva piantante e c'è mia mamma qua, mamma là, era una disperazione, ma così dicendo che a piantare le cigarre e cannonate. E ho camminato finché sono arrivato sotto la chiesa di Fenera. Sotto la chiesa di Fenera mi sono ambientato a dove che era, perché non sapevo dove era. Sì, non lo sapevo fin là in giù. Allora vai a casa mia, aveva cercato mia mamma, venendo in su per la strada, era una colonna. Era partito da Schevenin allora? Io partito di Schevenin, arrivare qua, e dopo sono partiti ad andare in Doha, andare verso Treviso. Sì, ma quando vi ci trovai a Fenera, capisci, ieri partito da Schevenin, quella volta... Dopo sono tornato ancora in Rio, a qualche femmina non capire. Mi scusi. In su e i miei genitori là che in cerca di me. E me non sapevo mia che banda che avevo questa strada. E venendo in su, per la strada militare che mi dove va tu boccia? E mi metteva una mano sulla testa. Alla fine ho capito dentro un mio cugino che faceva parte, che era qua del battaglione Feltre, che faceva parte, che era quella ritirata poi, e andati a camparsi qua sul grappa dopo. Ma dove va tu? Mi sa piantare non lo conoscete perché era uno che veniva sempre qua. Come si chiamava? Era un Curto Carlo. Carlo Curto? De cognome? Curto Carlo era. E allora, fermate lì dai. Asta no, sbagli. È stata che la catame mamma. La catame mamma che piangeva, disperata, che non, era sorella di sua mamma, sorella di suo mio cugino, era una sorella, lei era figlio di una sorella di mia mamma. Non capivo, sto così. E allora sto soldato,
lei torna in Triolo, invece di seguire la colonna, lei torna in Triolo, cerca a guardare e mi catteano. E mi dalla l'ho visto in su che qua che ne scuto, sono visto arrivare a casa mia. E ogni tanto c'è un colpo qua e un colpo là. E se ritorna a casa qua era io. Qua mi sono. Ah, capito. E la piova che veniva dopo, e qua la casa era come che l'avevo guardata. Questa qua a casa, questa casa che c'è adesso. Qua non era a toccare nessuno, era come che l'avevo guardata, e mi dà sulla porta e ho visto, ero a mia mamma, e l'aveva già sto sonnevoso, che era sto mio cugino, che è cerca di mia. Sto soldato. E da ciapà, le tornare in su e viene su a arrivare qua. Mi perché ho visto un soldato che veniva avanti. Ma che viene qualcuno che c'era là. E allora mi ha visto e viene ancora, ormai non piangeva neanche, più viene al convulso come... Ma per piangere no, ho detto, come sa piangere che l'ho vista? Le ho detto mamma, allora ho tornato in trio con lui e sono andato. E cosa sono venuto al ponte Fener e incontrare mia mamma e mio papà e mia sorella e viene su. Onde sei tu andato? Onde sono andato? Mi sono caduto in mezzo. E anche loro ieri stati, la granata era per in terrazzo sotto vicino da spostamento e no, non sta nessuno. Suo papà non si è fatto niente? Niente ci fa, niente. Neanche sua mamma? No, altro che... E era giù anche altri fratelli? E era lui solo? Figli? Una sorella aveva, ma quella stava in manga. Ah, come si chiamava la sorella? La mia sorella Pierina. Pierina. E allora venite a arrivare qua, ancora qua non era tria. Tornare ancora a Ceveninga, tornare ancora dentro non contare le nostre vacche là. Ma il posto lo aveva occupato Chi lo ha? altra gente che ne era rifugiarsi a tutti i bus. Da dove eri? Guarda, qua del paese poi. Ah, ho capito. E allora fu fraccati là, tutti dietro là come... Sardegna. Tutti impaccati là poi. E allora dopo i visti fuori a tosse poca dentro. E beh, la biava. Ma per 2 o 3 giorni e dopo arriva militari sempre ancora italiani. Ya Vespo, Albini, ya Maiai, Bea, tutti noi perché era ancora ritirata, ancora che al fronte mi ha passato al piave perché li poteva. Ma da qua gli venisti dal calore i tedeschi, paranoiati. Ma erano italiani o tedeschi, i soldati che si arrivavano a Ceverin? I primi qua erano italiani ancora allora qua. Perché qua chi ha invaso Schevenin, qui arrivati Schevenin, arrivati ai 15 di novembre. I tedeschi? Schevenin, io ho visti a venire dopo dalla montagna, ma non c'era a ridosso, si è visti a venire dopo, I tedeschi? si sentiva, il dia avanti a fare una battaglia qua sul Monte Cornella, si sentiva a figare, a dare l'assalto a tutto il Savoia. Si sentia a figare, quando c'era bassa e era là, solo là. Si sentia a figare, soldati. Cosa si gavi? Si aiutò all'assalto, tedeschi, urleva come le bestie feroci. E ha fatto fuori 3 battaglioni il Monte Cornella. Ma chi urlava? I tedeschi o gli italiani? Ma tutti insieme, nell'insieme, a tutti fatti fuori dalla baionetta. Chi sono morti? Italiani o tedeschi? Morti italiani e tedeschi che ne morti, tutte le sorte. Su che posto eri? Però i tedeschi erano di più sopra qua, e allora il contea, che era la gran parte, era tutta roba del 99, e gli istruttori erano anziani. E allora qui anziani gli ha detto, qui che era capisci che la zona non era, che era da perdere, gli ha scampato, gli è andati su. Che strada hai fatto? Verso la seconda linea. Ma su che strada? E una parte che si è sbandata, qui che non conosco, penso che aveva 17-18 anni, qui è 99, 98, 99, e insomma in mia contea qui che ha comandato, perché è stato qua uno che ha fatto la battaglia qua in Cornella, e mi era là che fece per la montagna, mi ha mandato, ho raccontato, e mi ho combattuto quel disse. E ho lottato a baionetta da vita. Era capitano, e alla baionetta si vedeva che erano 4.
E alla baionetta qua lì che ne morti tanti di stata una di stata là, c'era, era uno contro 10 al 10. Italiani. Io uno contro 10 non so vero. E questo è stata sta resistenza che ha visto 8 giorni la resistenza, vedendo che i tedeschi non poteva passare, gli ha sforzato in massa, no? Come chi ha rotto a Caporetto, là viene a messo una massa e poteva fermarli. E intanto si è posta là. Su Montenera? Se non li teneva ferma qua, il passea che non era ancora al posto, gli ha formato la linea là e ora là. E fin dove arrivai dopo i tedeschi? I tedeschi tenevano, aveva la linea era qua, la tedesca, sarà 500 metri distante, la prima linea tedesca che andava su. Dove? Che località è di preciso? Che posto qua era sbarramento articolati, qual era come la prima linea tedesca? Qua sulla vostra casa. E il tomba là era su in cima la prima linea, dopo era la terra del giuro che c'era. Il tomba era italiano? Cima, sì, ma io l'ho perso tante volte. Ah sì? La storia parla, io l'ho perso perché in massa e dopo gli aveva colpi di fianco, l'ho conquistata nuovo. In sostanza non l'ho mai perso chi abbia restato in pianta. Io sempre... ma trincee tedesche qua davanti, quanto lei ancora, si vede ancora le trincee? Sì, si vede. Un giorno mi porta a Covegno un'altra volta. Se le vede, qua a distante, perché la piove, era ancora le postazioni, la trincea con le postazioni che metteva le metraglie, una l'ho stropata lì che sarà, era una collina. E io avevo fatto la piazzola proprio che dominava e mi l'ho stropata, dato che esce nelle ruspe, spianava via, portava via. Ma che ne sia ancora che si vede? Ma qua sotto si le vede ancora, è un posto pindo che si le vede. Dopo la prossima volta mi porta. Di domani sera al Pra, si vede ancora il segno. Il segno. Si vede ancora il segno. Della trincea. Sì, è la calama. Sì. Io ho guardato e spianato perché adesso parla bene con le baggiatrici. È un margine, no? Che dopo soffia il fiume. Era proprio prima linea qua. Marina tedesca. E italiani era di anni. La sura è che E Drio e Piave non erano nessuno. Non Piave le parlare. Ma Drio a strada. Là si fermava perché andava dal tomba alla linea e dopo lo seguì al Piave. Ho capito. Sì. E qua era il tedeschi allora. Sì, ho capito. Ma sulla strada, chi vi era sulla strada basso del Piave? Sulla strada? Quella che va a Treviso. Era i tedeschi, i fronti italiani venivano dopo al Ciglio là, fin là per roba, e là i tedeschi provavano da su, ma gli aveva la punizione. Ma vuoi dire la strada, gli rimande chi a strada? L'era né di uno né dell'altro, perché le posizioni era una posizione che non poteva tenere né gli italiani né neanche i tedeschi, perché tu sei là e poi a casa sale e compra le posizioni. E io insomma che sentivo quei rumori che notte a battaglia, che sentivo che si scanava. Quando che fa la battaglia qua sul Monte Cornello l'ho sentita. E dopo gli ha fatto un'altra battaglia quando gli arriva, che io lei a sfondare anche al tomba qua. E io ero presente, sentivo. L'aveva fatta un po' di neve, era allora verso la metà di dicembre sarà stato. L'aveva fatto neve. Ma era ancora qua, io? No, Schevenin. Era ancora a Schevenin, era. Qua erano i tedeschi, qua erano le artiglierie, qua avevo la casa. Chi aveva messo le artiglierie, mio papà era venuto fuori per vedere se trovava qualcosa, era proprio di tedeschi, e noi pigliavano, e mi portava via tutto al dì. E dopo la casa qua gli ha esplosato, la cava via solare, tutto, per fare i ricoveri, per armare, per fare i ricoveri, gli aveva esplosato tutto. Questa lei restava su, che aveva fatto una granata là. Non è stata colpita a casa? Lei restava sulla terra, aveva un bus. Sul muro, ma una là che le accentrava e quella era e che n'era buse per attorno che era fosse ma tu come è stata accentrata però la casa era restata tutta
che si sa cavare le fatta a sas trovanti. Anche adesso. Che si avesse da fare, se cava i sas da qui con noi che la fa. Tutti senza... Ma dei stessi muri della volta, questi? Dei sempre gli stessi muri? Sì, stessi muri. Sì, Li rifatti da nuovo, no? Ma mi ha toccato a fare tutti gli arpigi di ferro che c'è un quando è l'altra. Ecco, ma e ora a Schievenin, mi conta, fin quando siamo stati a Schievenin? Sto a Schievenin fino al giorno di Natale e dopo i tedeschi mi ha spostato perché gli ha provato diverse volte e ha fatto azione, credeva passare, andare, e diceva Nac Venedig loro. Gli aveva sempre in bocca Nac Venedig. Sì, andammo a Venezia, gli aveva fatto tedesco le Nac Venedig. Là a Schievenin era tedeschi ora? I tedeschi e tutta la popolazione di quello rifugiava una parte è stati bravi ad andare in do come era meglio che noi altri che hanno potendo passare per là perché se era sotto al tiro, se poteva andare su per la montagna per l'otto tipo, su per la montagna andavo per là. Ma perché toccava passare in mezzo agli italiani? No, ma se poteva passare per là, questo era sotto... Era italiani insomma? Era italiani ancora, si poteva andare per là, però dopo gli arrivati dove qua e ciao. E l'aveva fatto neve, però dopo sulla pianura aveva fatto piovere, è andata via, ma là sul tombo a metà era stata tutta la neve, no? E io ho fatto un'azione tedeschi, la vallata era piena di uomini tutti così, era un gruppo di uomini bosniachi, mi ricordo che mi diceva gli bosniachi. E diceva gli uomini, io ho fatto una battaglia la Bonfenera, Antoc, si chiama Bonfenera, e dopo il tombo al Salento, entro in fondo. La Bonfenera è vista tutta nera dalle cannonate. E io non dovevo bocce tre là, se voleva andare a vedere la gola di vedere la neve vista nera. Ma per la strada non potevamo passare, colpa che i tedeschi, per sé a me, era tutto il traffico di loro, che ne aveva Dio. Sono andati su per la montagna un tocco. E dopo sempre di scave su per la montagna per passare per legni in mezzo. Finché sono visti fuori su un posto, era pratico avere la montagna, erano pratici e la montagna là. Finché ho visto al tomba, ed era tutta nera. La neve era nera, si vedeva i tac bianchi qua e là, ma proprio le macchie nere e gli ha fermati. E dopo gli italiani li ha fermati i tedeschi? Gli ha fermati i tedeschi. Gli ha passato. E dopo gli ha provato sulla battaglia di Valcalcino, seria la battaglia di Valderoa, all'uomo al diario della battaglia di Valcalcino. Sì, no, ma io mi dico quello che si ricorda io, non quello che avete letto, non quello che avete letto sul libro. No. Quello che ricorda io, mi dica, quello che ricorda la grande battaglia di Valcalcino era presentare in massa e là che ha difeso là era proprio i paesani qua, non di quello, dei Feltre, del centro del Feltrino qua, perché era tre battaglioni tutti formati del settimo del battaglione Feltre, era il Pavion, il Cismon e il Feltre, tre battaglioni, che li ha fermati, dopo gli aveva anche altre truppe e gli ha requisiti mio papà i tedeschi e altri uomini, mio papà allora l'aveva 58, 57, 58 anni, era valido, era un uomo solido e altri uomini validi requisiti per portare feriti per i tedeschi. Ed era una zona là dove era su San Danel, piano dentro in Schevenin, perché ha fatto già la strada per andare sulla linea i tedeschi. Ha fatto perché prima la strada era qua sul mezzogiorno, non poteva operarla perché era sotto il tiro delle artiglierie italiane. E lo ha fatto andare fin onde che gli sentiva andare all'assalto mio papà. Adesso via lì è la notte. Senza averlo mia mamma disperata con voce e altri. Insomma la macciapà per una mano, non a vedere mio papà, sono andati a vedere, mentre va a ganare un grande dente,
era sto piano, il piano di Andrea Musa che diceva, là era pieno di morti e feriti, truppe, era tutto un pieno di e vedeva gente civili che girava qua e là, tirare qui vale di tutti. Finalmente incontrammo mio papà, la catama mi ricordo mia mamma che la trova uno, e ha detto, ho visto il mio uomo, sì l'ho visto, ma con mal l'ha detto che non l'avevo un manco che l'avevo visto, chissà che è stato fuori, ma con mal che così è una notte, finalmente lo catava, e allora mi ha acciappato sul braccio, e ho detto, fatto mio padre, era tutto pieno di sangue, e a portare feriti. Non sapeva neanche a me se sapeva a me allora, perché adesso i bocce a 10 anni sa come un dei viti, ma allora non era niente, Televisione. le televisioni, le musiche, né niente. Mi contato che storie del diavolo e del macarol, tutte robe, tutte frotole, per loro non era l'istruzione che veniva adesso. Allora cosa aveva pensato quando ha visto? Quando ha visto sto disastro? Allora mio papà dice, la scamperetta, come le ponte scampare la vita mi fa farmi quanti viaggi su e giù. E da qui si è venuto E che ha toccato là insomma? insomma la scampata. Io riuscito a scampare? Allora è vista ancora su sto ricovero donde che io. E ora già scampare insomma? Sì, da scampare da sta zona donde che... E lei vita a ricoverarsi... Con altri? Già scampare insieme con altri? Su sta baita, là su sta baita. Il Ponte Canin? Ma ancora là, il Ponte Canin sono stati da fermi. E i turisti... quanti ieri su quel Ponte Canin? Ma là che era tutto il paese di quello. E là che sono stati là... No, da Fornase, che era uno dentro sua Fornase. Non era una fornace che la operea... Da far cosa? Il paese là per farsi sulla caccia, per farsi la carne, dato che il tegosta, le sas, diciamo la vai calcino come sas calcinate, è buono da far caccia insomma. La famosa battaglia del Val Calcino. Alle sas che è buono da far caccia insomma, ma segno. E allora là sta fornace, non c'avevano tutti i buschi che te, una famiglia sta casata di questa fornace là. E io ho trovato un po' di legni per sola, andate per guerra. Non stavano di andare, avete un busco che casa dentro. Tutti i buschi erano fraccati dentro là. E i tedeschi vi sa E i tedeschi, e noi, io sei stati, sa? Ma anche se si aveva recuperato qualcosa, ma i tedeschi pensavano loro, e veniva a Torrenzi. I civili che i sciacquoli che ne aveva, che la portava via, pieni di fampo, anche loro? Pieni di scampare. Anche loro subito mi ha potuto portare che io tutto il vetrovariamento, c'era già tutti, c'era l'idea, non ti avevo le vesti, lei ne ha coppato là, per arrivare a coppare le vesti, e coppa tutto, portelle e tutto. E mi ha dato scarpe da Navaca, manga, che 2 anni fa sono andato proprio su quel posto. Passai sempre, ma non sono mai andato su quell'etto. Ponte Canin? Sì, sta stallita. Vi sei ancora? Sì, ancora là. Ma adesso, dopo è stata fatta rimodernata, fatta una pianta più dura, era proprio baita. 2 anni fa sono andato, no, passo sempre per la strada, tante volte per là, ma sono mai andato, no, tornare indietro, dopo andare su per l'Antroietta. Oh, è proprio andare là, per ma guarda quanti anni sono passati, e sapere che qua tutto posto qua. Io con le vacche ho detto, cosa che ho passato, cosa che ho guarda. E ho riflettuto, guarda, io le voci. E dopo ho detto, guarda, è 2 anni che ho passato in guerra, lì dopo, a 35 anni, era ancora con le stellette. Ma dove era? Un'altra roba? Quanti Balcani allora? Era un'altra? Niente, che ho soffrito quella di 10 anni, perché quella a 30 e a 35, da 30 anni a 35, era anche un uomo che sapeva anche in modo anche a difendermi, sapeva anche decidere, ma non si era ostacolo bersaglio di tutti. Perché continua sempre, dopo questa battaglia del Val Calcino, che ha trovato... dopo questa battaglia del Val che gli ha fatto del Val Calcino, i tedeschi non gli ha posta, gli è stati decimali, si è fermato, e allora gli ha fatto sgombrare tutta la popolazione
civili che erano per lavorare. E si va a fermare là? Mena via tutti. E dove avevi mandato? Di notte, caricava su un po' che tutto a cavallo, poi non era motore, tutto a cavallo, via menare su per il Feltrino, via. E poi al Feltrino che era li divideva, li mandava verso per il Friuli, perché il Feltrino era al centro qua della linea. Noi siamo fermati a Feltre perché abbiamo, e papà aveva una sorella posata a Feltre, e ora non aveva cattato una stanza uno, e intanto che avevamo salvato la roba perché aveva il suo marito in guerra. E tu esci dentro a pagare portare via. E altri che ho visto la roba di via? Allora, io cominciato, vedendo che oramai gli ha provato 3 volte a sfondare. Mi passava? E gli ha toccato fermarsi. E allora intanto stare in porto ai tedeschi, ma stare in porto anche a parlare. Era una che gli ha passato, insomma. E a Feltre, alla notte di Natale, mi ha toccato il turno anche a noi altri, proprio la notte di Natale. Da Cevenin a Feltre. La notte che andava sul Natale o la notte dopo del Natale? Che andava su San Stefano? No, la notte che nato qua era la notte di Natale, ma non è che è partiti prima che è partiti anche dopo. Poi proprio la notte di Natale. Compartano a dire, sta proprio la notte di Natale, che era venendo fuori per la strada tedeschi, che ho visto i fieri all'alberetto di Natale, i festeggi a Natale, gli metteva le granate in piedi come fa finta che state le madonne, una candeletta. E era cattolici, che non era cattolici, che non era, insomma qui era cattolici. Si vedeva che festeggiava Natale, dove no. E quando che sono arrivati sul comizio di Querno, la strada che veniva fuori, gli aveva tutta, che di notte, sempre di notte, gli aveva tutta scondesta con legne, con frasche, tutta perché dal tomba vedeva la strada e tirava. Perché per servire la linea qua, voleva passare per Quero, e quella che Quero è stata distrutta il suolo proprio, perché le artiglierie da Grespan, perché mio papà anche uno che è stato a Grespan, che andavano sempre in direzione a Quero, e dopo vengono a vedere il Quero, perché aveva i 149 che chiedeva, cosa che ho fatto a dire, perché sempre in direzione a Quero, e visto che Quero era. Non l'ha vista le fotografie di questo, che l'ho Camilla copia, che era proprio. E dopo sono arrivati qua, arrivati sul comizio, si ferma, perché c'era, che vedevi, lì c'erano state 7-8 carretti in malora come una colonna, tutta un po', era portata via, tutte i civili, tutti i pareti, e si è fermato, perché si sentiva qualche cannonata arrivare sul paese. E poi io sentivo gli uomini che dicevano, aspetta perché fa intervalli, i colpi fa un colpo come una scarica, e dopo si ferma, e allora si vede che aspettava, e allora fa il cavallo a correre forte, a camminare forte, e so che mi ricorda che andava su per una strada, che allora adesso le via Monte Cornella, ma allora invece a me perdivo le case, perché lei era le case a tramontana, si sentiva tutti i cop per le granate che era tratto, si sentiva tutto come i cabineti proprio solo le pignate e di corsa, gli aveva queste carrette fatte all'anduia, questi carrettone fatte a. Di chi erano che carrette? I tedeschi. Su dei tedeschi? E tutti i cavalloni grossi, sciauvigliati. Ma che rumore dei pignate? Erano granate che lo faceva o chi? Le granate! E allora, in quel periodo avevamo passato il paese, ma sono arrivati in cima per là onde che la chiesa avevo, ho sentito che ho fatto ora passare, e quegli altri. Perché in te a piccoli gruppi, no? Che altri sei passati dopo? Piccoli gruppi. Sei passati dopo? Insomma, avevamo passato. Avevo sentito le granate arrivare, avevamo passato. E avanti ora su per. Sono arrivati a su, diciamo, località Ansu là, e ne ha scargato una casa là.
E là che era la neve alta così, so che da dentro mi toccava il braghetto, e noi andare dentro su una casa civile là, e era tutta piena, e io ancora vivo comunque, l'anno dei piedi. Noi tipo che mi so che sono stata tutta dopo, sotto la tavola, l'Italia intera era sotto la tavola, finché mi schiaro. Non aveva freddo. Non aveva freddo. Freddo? Altro che freddo. Ma allora la stanza sarà cascata in seguito a tutta questa gente vigia che era dentro. Vino vi fornelli, non vi niente. E la mattina sono partiti, ci avevano fatto tempo a due strade, fatto niente. A Qatar, la sua sorella, mio papà, ma là con mia sorella, allora che era mio nonno e mia nonna, che qui partiti prima da Sceveni, perché i vecchi, anche i tedeschi che aveva anche coscienti, non era mea tutti, che non era di quei che in mezzo mi ho visto anche la guerra con farmi, quanti delinquenza che era fanno altri italiani, di qui che dopo ne metteva in pericolo anche noi altri, col valore sta in pericolo anche quei che lì, guarda bene, e era compagna anche là, perché i tedeschi era qui che parlava bene, che parlava italiano, diceva, sì, ma che in mezzo che ne era delinquenza anche là, come che lei qua, non dirno i tedeschi qua, i tedeschi là, come anche la guerra campione scorso, la guerra che ha fatto la Germania. La Germania che mi sono stato i germani che erano delle persone e non cattavano per italiani dei tedeschi. E criminali i tedeschi e che ne italiani, lo dico. Ma dunque quelli che ha soffrito il dolore di ma è vero. Vabbè, comunque restiamo ora a sua sorella. Come si chiamava sua sorella? Sua sorella del papà a Feltre. La sua sorella era Antonia, aveva nome, Antonia l'aveva. Non mi conta, si rivai a Feltre. Sono arrivati là a Feltre. E allora là non l'aveva posto come erano stati là, non aveva cattato un posto da un'altra famiglia che si chiamava Faustetti. L'aveva dottor Trettosi entusiasta e era sempre malato. E il suo marito era in guerra. Ma non ha detto che sono andati bene, anche un salva l'hanno abbastanza roba, e allora era, sì, dove fina come, e se no il cattivo stanza di voi che portava via tutta. E mio papà allora là andiamo a legna, perché far fuoco. E dopo fai pra, onde che era metallurgica che la pratica del Feltre, allora era tutta campagna, tutti pra, adesso tutte condomini e fabbriche, tutto, ma era tutti pra. Onde che si campia i tedeschi per andare al fronte per la Val di Serenga. E allora i tagliatori le piante sono a livello della neve, proprio la neve, la Feltre fa tanta neve. E allora avevo quando su quel tocco là, prendeva via la neve e tagliava via una maniera compatta. E anche a me Dio aveva cosa tagliavi? Tutti sui tocchi. Fred mi ricorda che aveva perso le sette, quasi le aveva quindi mi sa tutte le gambe. Freddo. E la portiamo a casa Stellini a far fuoco. Ma vicino alla fornella era sempre i paloni di scalare. E quindi toccava scalare alla driua. Freddo. Ancora rasi da essere dentro là. Non avete fatto niente, ma... Io avevo mia massa compassione no, dei profughi. niente. So che nella mia mamma vorrei che poi si scappare, abbandonare la casa come che mi ha toccato a me, poi si era posto, dice cosa devo dire? Perché era qualche piccola magagna fuori, i profughi, sempre la colpa ai profughi. Allora mi era capitato il bispo che deve fuori la catena qualcosa, la trappola la catena in una roba, in una bicicletta,
E quindi loro hanno dato quelle biciclette di quelli dei militari che aveva perso, mi portai a casa così terra e comunque mi portai via in Betraya, via tutti, mi feia Dispendi. catene fil di luce interruttori perché gli alberghi là del quel treno erano tutte scuderie, al centro là, tutte scuderie, mettete dentro i cavalli perché la motorizzazione era, io avevo dei cavalli, tutti allora. Ma a gente a Feltre c'era la gente, gli abitanti di Feltre Gli abitanti della Feltre erano rimasti o erano andati via? Una parte quei capurioni qui in Sciavea e a Scamparo, ma la gran parte che stai là lì, ma mio sentisti dicevano, i fiori, andate i fiori, quei come che la barca la va. E diceva allora diceva. Invece poi i cani erano rimasti, ma non vi voleva tanto bene a altri profughi. No, perché non era mi, era stata già di qui, mi non mi ha trattato massa bene. La famiglia, come si chiamava questa famiglia? Guarda, lo voglio che la dice perché Vabbè. Sì. Niente. non va bene che la va in pubblicazione. Niente, non la dicevo quella. Mi sono stato disgustato e sono stato tanti anni che non devo più avere rami, vorrei più andare a averli. Feltre, Dopo queste persone? dopo una trentina di anni, e n'era uno che era della me, classe mi coscritto, mi vedeva davanti di Dio Feltre, non mi sentiva andare a chiamarlo, di qua, perché mi ha fatto dispetto. Dopo tanto, e lui è venuto a casa mia, l'ho visto arrivare a scampare via, non è vero, ecco. Dopo una trentina, 40 anni, sono incontrati per caso a Feltre, in un ambiente. E allora ha sentito chiamare il nome Albino, ma sei tu Albino con questi tigri? Sì. No, da te conoscere, in verità. Sapevo tutte. E allora la salva, quell'altro è. E dopo veniva sempre a cattarmi e mi sono andata a mica tanto. Io ero a Caceo, io non ne potevo tanto io. Ma mi ha combinato tante. Ma era il suo papà e sua mamma che ne poteva. Dopo suo papà, che finì la guerra, è arrivato, è stato salvato la guerra lui. È stato salvato la guerra, padre. Perché suo papà le venisse. Ma suo papà mi non ha niente da dire, perché mi loro là con questi bocemi. E anche suo papà aveva roba portata a casa, anche a mio papà, trolli, che il catena fuori gli ha portato via tutti i gai che era roba locale là. Mio papà cercava su qualcosa, perché sapeva che qua non avevano cattato niente roba, che aveva abbandonato i tedeschi. E ora si sparire tutto. E lui ha cattato una famiglia che era roba sua e gli ha detto che i tedeschi gli avesse mai portato via invece. Ho capito. Ma gli eri contadini sti qua, no? Che mestiere facevi? No, lui era in centro, Feltre, no, non fa il sarte lui. Il sartore. Fa il sarte, no, era contadino, no. E lavoravi nel frattempo? Lavoravi o sto sarte? Lavoravi o? Allora, dopo uno dei titolati l'ha fatta il sartore, suo papà, sì. Ma io non sono abitano, la sono pistato, mi con Campavia. Dopo da Feltre, dove siete andati? Finì la guerra. Siete stati sempre tutta la guerra? Sempre là, no. E la guerra è finita 4 novembre. Per ricorrere allora proprio è stata una sparatoria alla Feltre di Scherzo, perché i tedeschi a fare resistenza no, ma non allora. Ma insomma sono restati là. E dopo mio papà, quando ha visto l'armistizio, mio padre ha visto avere la casa dei soldismo, di fava, gli aveva cavato tutte le travature, tutto, il cuore sbugiava, la scaglie, la porte, finestre, come. Allora passava con l'estate in gennaio avevo fatto venire a mettersi a posto
la terra e mi ho svegliato con me e io un po' di operai gli aveva fatto una casa vecchia fatta come un baraccone gli aveva fatto e dormia là intera e che era una cucina militare che questi uomini che laurea perché ne ha tanti che laurea per apparecchiare le strade che era stava giù dalle granate e qui era una gavetta di menestrone e pagnotti là, dei militari poi e mi sono come lo fa, mi sono più alle spalle a dormire qua su un po' Dove? Qua in casa? No, qua sopra, qua un paese qua. Che paese? Perché io te qua a to su Sassa di gaffi di ferro a parecchiare a me lo fa. Ma che bello, io cosa si ricorda a Feltre quei tedeschi sono andati via che ha fatto sta baruffa, sta battaglia? Qui si ritirai i tedeschi, cosa ricordo? Gli ha fatto la resistenza che entrai a pararli fuori a Feltre, è stato un battaglione di arditi che gli ha fatto all'assalto. Io non ho capito niente. No? Infatti si sentiva sparatorie, ieri sera in casa. Mario tutti entro casa. E dagli aeroplani che veniva fuori, non c'è una bomba degli aeroplani solo la casa. Guarda che era puro caso perché era bombe mari di quelle forse. La porta via il quarto, la mi contea che era la c'è sul muro maestro, al muro maestro che c'è nel quarto. La c'è proprio il muro che la scoppiava. Perché poco distante c'era stato anche a 100 metri, veniamo da un'altra, che diceva che perché era vicino al ponte delle Tese, diciamo, e avesse tentato il ponte per far saltare il ponte, invece certa altezza che era, e cascava su un giardino una, e lei stava inesplosa, che non ha scoppiato, e l'avanzava su, mi ricordo che lei era inclinata così, e lei aveva messo un soldato, un tedesco di guardia, e lui la mia mossa per poterla, perché gli ha detto che le era a percussione, che a morire, so che l'ha fatta brillare, lei ha fatto sgombrare tutte le case che era per attorno, e l'ha fatta saltare là, l'aveva fatto una forza. Ma italiani dopo l'ha fatta No, ancora loro, i tedeschi. I tedeschi, ora. Ho capito. E non ha di città di Sali, se la sbaglia il muro, la veniva dopo, e noi c'era appena sotto il quarto. Tutta la famiglia la feia. Ieri al terzo piano, ora? Noi ero su al terzo piano. Ieri vicino al ponte delle Tese. Vicino al ponte delle Tese. Proprio. Ma si la veniva, e il secondo piano era i padroni di casa. E il primo era una famiglia che è stata mia mamma che l'aveva tirata dentro, che l'aveva pregato che gli tiri dentro, era un corridoio come me era stata qua, io era in 7 dentro là. Da dove venivi? Ma era tutti là. Da dove ieri? Qua, era qua del comune di Quero, poi. Sarebbe della frazione Santa Maria. È andata ben quella famiglia là per il fatto che sapeva il tedesco tutti due bene, no? Una, la moglie, lui era Santa Maria da Quero, un Andreas, e la moglie era proprio germanica, tedesca, germanica, e la aveva in Germania, si era sposata là, e dopo le mie suora colpa la vera, perché non si stava là con lei sentesse con la Germania e aveva caro essere. E uno dei loro là si presentava tedeschi anche per saccheggiare, sapeva difendersi, sapeva parlare, e poi aveva avuto conoscenze con ufficiali, dato che lei era tedesca, e l'ha attaccato su comando ufficiale messo sulla porta. Comando ufficiale, e allora si presentava, le mostrava là. E andava via. Via perché gli aveva una disciplina i tedeschi. Era furba, è stata furba però la signora. Sì, ma ella dopo è andata come interprete
al comando, andava alla vigneria, poteva sempre avere qualcosa da mangiare e qualcosetta da ne passare anche a noi, ma era in sette. Come si chiamava la signora? Era Andreassa, ella aveva nome... Ah, beh, Maria era... Sì, ma il nome era... era il nome tedesco. È morta, sarà per tanti anni. Era una brava femmina ora? È stata una brava? Una brava femmina, oh, E io, Andreazza, cosa ero? lui era Luigi, era Andreassa Luigi. Ho capito. Lui è morto dove... Adesso non farò mangiare, campo, adesso Ah, campo. bene. Vengo un'altra volta. Vabbè, insomma, mi raccontare. Io che avevo cercato di scampare all'inizio verso Fener, è vero, all'inizio. Non sono più andato A Fener, di cacciapacco a bomba e si torna in Rio. sono tornato in Rio perché con sotto sto... Ma chi si scampare, riuscì a scampare da Quero? Chi si riuscì ad andare da? Qui che andai in due andati due Pariese, Castelfranco, per là e là, io cattava a mangiare. Per mangiare e cavarsi la benga e Venne che ha lavorato, laurea per... che mangiare che n'era. Ma chi è andato via dal paese? Che famiglie, ad esempio? Il parroco è andato via? Il parroco le restava anche lui per non era fedele con altri, il parroco Come si chiamava? Ferazzi, Cosa? era Ferazzi, Un signore, lei è cos'è? morto nel 44, lei è morto nel 44, Ferazzi cosa? Va bene. quell'anno che è arrivato Ancora no, i tedeschi. Ferazzi cosa? Non importa. Il parroco era rimasto. No, non importa. Il parroco era rimasto, il sindaco. Lei sta qua con la sottopopolazione. Il parroco. E dopo è venuta a Feltre con una gran parte che era qua da Quero, era tutti là intorno a Feltre, che veniva a cattarne, veniva a trovarne. Il parroco. Tu pare così. E il sindaco? Il sindaco anche all'era super qua. Sta Era proprio. Mondin il sindaco. Mondin cosa? Angelo. Angelo. E sta proprio anche io? Allora da Quero. Sì, E se veniva a Feltre anche io? era Nella zona qua. E il dottor? Il dottor, no, il dottor non mi pensa, no, il dottor se alla fattura andava, era gatto, un certo gatto il dottor, Gatto cosa? gatto Giannin gatto mi pare. Dopo si è tornato dopo la guerra? Dopo la guerra si è tornato? Sì, dopo la guerra lei è tornata, ma non ha più fatto servizio qua a lei. Perché ora? Fa servizio, si è trasferito tutta la famiglia. Perché? Ma Ah, vabbè. E così, insomma, chi che capo due si scampai? E invece la maggior parte è rimasta. qui che ha scampato, che è tornato di tutto, io ero qui che era per Castelfranco, Sì, ma poi Riese, dire, su 100 abitanti di Quero, 50 sono andati a Fiera. da Pippati era stato qua. Ah, Pippati dove stai qua. Sì, sì. Guarda che Quero 900 Fea civili, Come 900? 900 morti di civili, 800, 8 Quero Fea 2500 abitanti, e 800 civili e 65 combattenti. Morti? No, Nella prima con la guerra? guerra, sì, Nella prima guerra. E dove sono morti 800 civili? Dove sono morti? Ma che famiglie complete che a sparire. Perché? Sotto le granate che non voleva scampare, Noi voleva scampare. tutti non volevano scampare da casa. Stati italiani? E allora la cannonave, Le nostre? è la Montenera? fame, è la fame che non veniva da mangiare. Se andava a pelare le chiese, gli altri più le tele, e i radici, e tutti i radicetti troppo intera la Spagna. Anche a Spagna? E i succati, mi ricordo che il maniera che mi pareva era in Guria, era il succo. Ma era il succo, come che mai Era che trovato. Ah, fame, proprio fame. Adesso scampo perché adesso finiva a che casa. mi, quando che vedi a tranvia, a tocco e pan, vedevo che tranvia, mi viene un freddo che io guardo. Aver se le cale in mano la prima volta che ti fanno una vita del pan che mi ha, le cale in mano. Ma è morto anche da fame, diceva. Viene morto da fame tanti? Sì. Qua era la Pippati è morti da fame.
E dopo è venuta la famosa spagnola, che viene morta la spagnola, una febbre. Ma che ne è la scritta a Ferro, la che è la scritta? Ah sì, dove? È il municipio della tabella, è il municipio della civili della guerra, quindi 18, tanti combattenti e civili. Ovvio. Ma morti di fame, cosa intendi dire per morti di fame? Morti da stenti! Cosa deve venire? Cascati per terra, non so, di preciso, cosa uno dice morto da fame, cosa si vede che morire da fame? Cioè, Poi hanno tre se non hanno niente, sì, ma ho capito questo, ma cosa, mettiamo uno muore di un'infezione, uno muore di polmonite, uno morto da fame, cosa deve venire? anche quella I bambini che sono che sì, erano mortati. Di fame. L'alimento vanno avere nutrimento finiti, vanno avere nutrimento bocce, tanti bocce. Mi ricordo perché andai in scuola se era 25, era in tanti, e finì la guerra dopo qua del 19, ma del 19 è stata poca scuola. Sono raccontati in giro dove, fine media a mancare, femmine, tose e torate. Era uno che andava sempre a scuola assieme, quella che era qua vicino di casa, quella è morta. Come si chiamava il tuo fratello? Allora era un massocco, non so se Tuo fratello? Era un bambino. Beh, il tuo fratello piccolo, non importa. Ma come ieri a Quero così ritornai a casa qua? Come ieri il paese di Quero, non la vostra casa, il paese di Quero, così tornai? il paese di Quero era antico. Sì, ma io cosa avevo visto del paese di Quero quando si tornava da Feltre? Com'era? Tutto il Magarot. Tutto il Magarot come che lo vede le fotografie, la videofotografie, tutto il Magarot. Tutto Netto. E dopo la campagna qua di quelle fosse, ma di quelle buse che scendeva dentro era. Fotografo, guarda quello, anche le foto. Sì? Ah, so che. Le quei scavi erano e qua era qua un sbarramento di articolati. Sì, bisogna che mi interessa che visto che era la linea, la prima linea. Che sia ancora il io ho visto anche con l'ultima guerra che avevo visto. Di qui che è stata dedicati, c'è per la Santa del Pio qua e là, subito febbre, bronchite, polmonite, e ne tutti, sono tutti compagni. E invece Qui mi sono stato fortunato e ho ciapato le bagnate e asciugare così, dal calore sono stato fortunato e ora per resistia. Qua va ieri contadini, sì, come famiglia siete contadini voi? Sempre fatti contadini, sempre tuttora, anche adesso? Ma lavorava a Musatra. Credo. Quanti campi aveva la famiglia vostra? Quanti campi? Oggi c'aveva, Cosello, oggi c'aveva 20, parla 20, poi sarei come un campo Trivirani di 5 metri, come 4. E qua invece non c'è 5.000 metri? Dopo montagna, nella montagna. Sì, ovvio, ma un campo di Quero non c'è 5.000 metri? No, 5.000 metri. Iniziamo 800 metri. Ah, 800 metri, guarda. La quarta, una quarta. Non so se derivare No, so che esistono differenze fra i vari paesi. Un campo non è 5. Data di nascita precisa sua. Voi che se mettiamo la... No, ma non è registrato, non registrava. Il 15 maggio lo compì 1908. Fresco. Ecco, in dialetto mi ha detto che si chiama Mattio Gamba, in dialetto. Mattio, sì. Ma tu non me la scatoletta là sulla... Ecco. Sua madre di notte, ecco, mi spiega il sogno che ha fatto sua mamma di notte. Ah sì, è il sogno. Che altri eri nati già. Il sogno di brutte cose che doveva venire brutti altri perché aveva nell'impressione, perché pochi mesi prima il prete aveva fatto, sapeva che veniva succedimento, perché era Dio fare il tincè qua. Un anno prima. Era l'anno prima che veniva, era Dio fare il tincè. E era sognava questo brutto arte quella notte. E allora
l'ha fatto mio papà che venne che venne tornare in Schiveni e scampare ad andare in giù. Ah, ho capito. Sono stati la truppa, era sulla strada piena, se cammina ai fianchi della strada. Ai Canalette, località Se Canalette. cammina ai fianchi della strada. Perché che era l'artiglieria che tirava, e mi credeva che fosse Tom. Mi aveva detto, quello non era vostra, la casetta. No, l'aveva tutta così, Era in affitto? in prestito così. In prestito, di chi era? Allora, un tizio dice a me a Cagnin, là. No, ho capito, era proprio sto Cagnin che invece gli era Mondin. No, mi ha detto che era un altro. Non mi ricordo. La classe di suo papà è 1860, capito? Le 60 era. Ecco, e invece qui adesso mamma era del 1872 e si chiamava come insomma? Vittoria, Gambalonga Vittoria. Mi conta come che si era trovato con suo papà, come è successo, stava raccontandomi. Che si è trovato. Con sua mamma. Mio papà, lei era vedovo, sta vedovo, si è sposato che lei ha 30 anni, passa. E aveva trovato, andava anche lui a lavorare sulla ferrovia Lungaron Cadalso, che era che io lavorare. E si è incontrato con Tetose che portava materiale dalla piave a ingarare la ferrovia e si è incontrato. Con cosa lo portava? E si è sposato, Portava con la gerla? con la guerra poi. E si è sposato. E l'hai vista qua, sta da quello, no. Che era già la casa di suo nonno? Mio papà era sulla casa di suo padre, no, suo padre lui era abitava. E quanti figli ha avuto suo papà? Quanti fratelli avevate? Mio papà ha avuto con la prima moglie Natosa e dopo la sua moglie è morta in circostanze, sì, aveva un figlio così, insomma. Di parto? È morta dove sì, 4 o 5 anni poi sono stata assieme. Lei aveva un pochi anni, poi si è incontrato come mamma. E come mamma ha avuto un figlio, il primo morto, il primo figlio come mamma. E dopo qua non si trovava mai con i suoi genitori, in altro fratello, e quando vedo fratelli che lavora, uno che per sempre che lavora per mantenere i figli a cui sposare, perché succede che qua così. Allora emigrato, è nato in America, Suo papà? mio papà. Che anno era che sei andato in America? In che anno? Del Novecento, o del 99-900 là è stato, perché questo figlio che è morto è stato del 99. Ho capito. So che mia mamma la diceva sempre, guarda, sì che avevo quel figlio che aveva visto, lei era in guerra e anche morta, la diceva il periodo là, che il 99 che c'è me i ragazzi che c'è. In America dove? Al nord o al sud? Lei era sulla California, che l'America è A nord. far cosa? Era miniere Gabon. E la vita, era la montagna, la vita come qua, la Bonfenera, mi diceva. E ora lì era la pianta renche dentro, era tagli di 2 metri di carbone. E lei lavorava, era a contratto, ma non era sempre, era a turni quando aveva il carbone, e lui lavorava da matto. E dopo stai mai 3 mesi fermo. Ho capito. Vabbè, questo è suo papà. Adesso, e ora che avevo dopo io... Ma dopo come l'aveva toccato a mio papà che era scampata perché Perché? i pericoli di morti che succedeva dentro queste mine, aveva fatto 4 anni lui là. E il mio primo tempo che aveva scritto a mia mamma che andasse via anche ella, dato niente, non era qua, non aveva niente, suo padre era ancora e aveva suo fratello, sorelle. E mia mamma aveva passione di vecchi qua, allora è tornato qua. Basta, ovvio, E ha ma... comprato lo skate che ci ha risparmiato, ma la buona una battaglia, perché venendo a casa, per fortuna che sapeva che erano i ladri, anche allora, che li spetteva con i barchi qua e là, alle Avre, la smontava alle Avre col piroscafo. 40 giorni di viaggio con mercantili per spendere poco.
aveva una valigia per fare che gli aveva portati dentro sulla coda della giacchetta che l'aveva, perché gli avvertiva, lo mettere per il castello. Allora poi avevo una valigia per voltarsi e gli ha portato via. Okay. Non aveva tanta roba, ma aveva la roba da cambiare, me l'hai vista a casa Sporco. con padronetta andare. Ma i schelli che aveva però. I soldi li aveva portati sulla giacca, se no, Se no. gli aveva la giacchetta. Visto che modi. Che era allora Ladri anche allora. i predoni, E Mao, magari sopra. i predoni erano allora sempre stati nei adesso. Ho capito. Ma quanti fiori che aveva avuto suo papà? Dopo, la seconda volta? 2. Lei e sua sorella che si chiamava? Sì, sarebbe uno, il primo è morto, dopo la mia sorella è mia, sono nato mia, aveva 48 anni. Ah. No, ma sua sorella come si chiama? Pierina, Classe del 4, sì, capito? 4. Ho capito. Dunque, padre, famiglia Mondin, Baston, ecco. Sì. A Schievenin. Insieme con un'altra famiglia Mondin, se non sbaglio, ho capito mai. Sì, no. Mondin, Beppi era l'altro Sì, ragazzo. Beppi era a metà. E invece il capofamiglia come si chiamava? Mondin? Vincenzo. Vincenzo, che mi ha detto, ecco. Il padre della moglie, nome, classe e mestiere. Ah, questo è il fuochista, no, che cosa devo mandare? Che lavorava in ferrovia sua moglie. Il papà sì, lui lavorava in ferrovia, lui aveva militarizzato. Sì, ecco. Là quando che era sui canaletti, come vi ho detto io, sì. Che ora era più o meno? Che era di mattina verso le 9, 10 botti. Verso le 9 e 10, ecco. Carlo Curto, mi diceva. Sì. L'alpino, suo cugino. Sì. Magari lasciava la colonna per venire questa lei la che hai visto dentro, là, fiori di sorelle, quella che hai visto a cugini. De sto Curto, sei fiori. Ho capito. Ma era alpino, cioè era militare. Sì. Dopo due assare la colonna e venire con io. Lei tornò in Rio perché l'ha vista. Ma che via che piandea, ma dopo l'è andata a raggiungere. Chi sapeva dove chi aveva da andare lui. Lui sapeva chi aveva da andare su sul palto. Non aveva paura che scampasse, i suoi capi, non aveva paura che scampasse. Cioè, io allora poteva anche scappare, ma dopo un lì per scappare, andavano dove? Ma che ne è stato che ha scappato, che si ferma qua? Ma poi lei mangi tedeschi, io ancora però no. Gli è stati su per le montagne, in le caverne e è morto da fame perché ora sente mai i tedeschi mandati in campo di concentramento. Passava la linea e poteva me, perché... Tanti si deve fermare qua, perché lui si aveva anche fermato e lui la voleva seguire il suo reparto, dopo lo lascia fare il reparto lui. Ho capito. E mia mamma pensava sempre che lo abbia occupato perché con seguite a tirare. Era una colonna, era tutta gente, tutti sbandati di militari, era mea organizzata plotoi per plotoi come. Era tutta. E qui che tinea in Rio e qui che correva davanti ma era organizzata sta colonna o era sbagliata? Organizzata e scampea in do per non farsi scappare dai. Sì, ho capito, ma eri ben inquadrati, andavi via marciando regolarmente? No, ma là n'era soldati, carrettoi e tutto, regolarmente. C'era stata anche ufficiali, ma tutti per scappare perché erano avvertiti di prepararsi sul tomba. Ma erano armati? Sì. Con le sue armi era ecco. Ho capito. Insomma, non capivo, perché ho detto questo era soldato, si è scampato. Lei tornò in Rio e dopo l'è andata a raggiungere. Lui che ha fatto, insomma, storie, ecco. No, lui l'ha raggiunto ancora la sua compagnia. E mi ha trovato, io perché l'ho visto, mia mamma teneva desperazione, credeva che fosse la morte. Perché mi subito credeva che sono andato fuori dalla fumera. Credeva che dormisse io, la dico. Credeva che dormisse perché ho capito. dopo ho pensato, noi dormivamo, noi eravamo morti forse da quella granata che era, forse in casa quella. Può essere. Perché magari soldati o civili, quelli che ho visto? Non si ricorda. Era là intera. Tanti o pochi? Qualche tu?
un qua, un là. Mi crede che dormiva e dorme con questa piova qua. Dopo sono visto a capire avanti che non dormivano. Come fai a sapere che a Scheveningen i tedeschi si arrivai proprio il 15 novembre? Perché mi ricordo, perché anche gli anziani in mia vita, dopo gli anni il 15 gli arrivai a Scheveningen. Per sentire dire E al dì di San Martino arrivai a Scarpen. Sì, i tedeschi si arrivai a Carpen. Ah, Carpen. Che lì è una frazione, Sì, l'ultima frazione del Quero. Già l'ultima del Quero, Carpen. Sì. Ah. Dopo gli ha tenuto duro al fronte là, un po' di giorni, dopo gli ha sopraffatto la linea qua di Cornella e iniziò che veniva per andare su in Valderò a fare l'ultima battaglia, che sarebbe intitolata la battaglia di Valcalcino. Ecco. Era allora il Sì. Scusa una roba, all'assalto sul Cornella, che dice io, cosa sentivo io? Come fai a dire che il sentivo rumore? sentiva a figar. Cosa sigavi? E si dava aiuto a feriti che, ma me non sapeva niente, dopo mi spiegò ai vecchi, i morti che fa là. Dopo sta spiega, dopo mi loro non era altezza di... Sì, ma io sentiva che sentivo sto rumore. Era abbastanza distante, da là su, era 500 metri, no? Ah, era proprio sopra che veniva? Sì, al costone della montagna che passa così, e ho visto in massa i ciappati. Gli italiani o i tedeschi? I tedeschi venivano avanti, no? Gli italiani era in difesa, ma era pochi a confronto. Dei tedeschi. Ma che ora era, se ricordi, che ora era? Era sul mediodì così, proprio... fino alla sera scuro si sentiva sigara. E sigara? Ma sì, cosa sì, sigara? E dopo, ma si sentiva suonare, è raro. Vedete come bestia per oggi? Gli ha detto qui che era su una frazione in Ciradon, che arrivava di là prima questa frazione. Che frazione era? E era tutti imbrigati. Era la Germanica qui che andava avanti, tutti arma bianca, era tutti in delirio come tutti imbriagati, l'imbriaca per invece avanti senza paura. Ma che frazione era più alto? Ciradon, ma era forza. Perché al Ciradon che la baiava del canto. Insomma, gli italiani invece ieri in manco. Era manco, era anche oramai demoralizzata, e allora gli aveva le artiglierie, che era la zona che chiama il piano del vento, che batteva la linea italiana. E allora gli stati sopraffatti da una massa di truppe, e allora qui una gran parte si è mollato verso nord e è andati su ritirati, e una parte è stata ma i prigionieri, e gli ha detto che lui guardava, mi fa prigionieri, no? Li faceva prigionieri? Uscita a vita qui che... ha visto? Era tutti esaltati. Hai copato tutti ora? Ne faceva un po' chi si aveva rifugiato entro in chiesa. De Ciladon? Nella chiesa qua del Quero, si aveva rifugiato un po' chi bandati, no? I soldati. E qui già c'è fiamme, abbiamo detto già fiamme, già... Dopo sta battaglia Sì, veniva avanti, a parte distruggere la truppa, sì. Non che a volte è Cornella, poi veniva avanti. Così la contea, sì. Io non lo ricordo, insomma, di aver visto. È stata una disfatta, e questa battaglia è stata quella che intanto... Che ha permesso del sistema. Io dicevo che è stato soprattutto i più vecchi che si ritirano in Rio, i più giovani invece stai davanti. I più giovani, poco esperti. Dice io? Perché mi sono cattato qui del 21 e 22, e io avevo 20 anni, e mica ne avevo 30, e veniva sempre da Rio il Vecchio lì. Dopo? Sì, con la guerra. Dopo che mi conta. Voglio stare sentato, voglio ancora varie robette. Ecco, all'assalto 3 battaglioni morti che ha detto,
C'erano 3 battaglioni già distrutti Dei italiani. ma dai tedeschi, 3 battaglioni italiani distrutti. in una parte Sì, sì. tutto. Sì, sì. È stata una disfatta una battaglia. La Cornella. E lei nominava anche Sì, sui libri. a Bassan, che nel monumento di Giardino, tutte le battaglie del Grappa e anche la battaglia di Monte Cornella dentro. Se capito. la combinazione di andare dentro, A Bassan. che sarà anche forse qualche manoscritto forse. Ho capito. La piazzola di mitragliatrice che ha chiuso Iuco a Ruspa qua vicino. Sì, Era in cemento? no, era sul terreno ancora il segno della trincea. Ma se puoi vedere dopo questa qua, se vede può vedere. stasera mai. Femo ora a vederla dopo. O me ne via il feng, Dio me ne via il feng adesso, è vetta. Femo ora, Ancora una stata- mi porto a vedere dopo. Sì. Casomai. Donde che era perché è stata estroppata? Sì. Sulla prima linea che aveva i tedeschi, se vede ancora al segno. Ho capito. Ma scusa una roba, che avevo trovato tante bombe dopo, che era bombe. Qua era pieno di bombe di munizioni. Che tipo? Cosa che era? Ma che no, anche adesso trova se si vado a rar fondi, 8 di granate e quella qua, io che le mostro. Sì, dopo me mostra. Vado a tanta più fondi su terreni che mai stati rifonditi dopo della guerra, e la trovo anche l'anno scorso. Sì, I figli- con l'aratro. Altri anche a far scavi, i dotti fa scavi qua e là, fatta fuori di 149 così da, Ma può essere pericoloso? ma lei ormai qui no, con a scoppiare sull'intro là resta neutra la spoletta e dopo la gelatina che entro quella, se non si fa fuoco quella Non esplode. non scoppia. Ma Valtteri avevo raccolto questo materiale dopo che si arrivai qua? Dopo si tornai qua se dopo la là guerra. io mandai i militari artificieri a recuperare tutto e aveva fatto grum qua e là questa munizione e dopo idea sgombro della popolazione e gli fai brillare, Ho capito. gli fai saltare, gli fai segnai gli aveva quei rassi che faceva so che io operare che in guerra e allora con muoveva quel raso si sapeva che voleva andare a nascondersi perché sapeva che era là, no? Al posto mi faceva brillare sta roba. E allora quando si veniva qua dall'abrivo la casa non chiedeva il muro, a caso Sky che parte. Sì, cosa eri? Bengala? Cosa che chiamavi? Sti razzi, cosa che chiamavi? Segnaletici, insomma. Era rassi che era per che faceva un visto, ed era per segnalare, era già avvertire la popolazione, era stare distante. Va bene. E ora, altra battaglia, gli ho detto, nei Rivalti, dove hai fatto un'altra battaglia qua? Per sfondare sul Tomba. Rivalti, gli ho detto che era Io ho fatto una battaglia, la prima, sì, per sfondare qua sul Tomba, no? Ma dove esisti Rivalti? Mi parla per capire Rivalti, esiste? Come? Che si va a scontrare sui Rivalti, esiste? No, non lo capivo mai. Il paese Rivalti. No. No? Niente. Arrivai? No, ho capito. No, ho capito mai. no, ho capito mai. No. Io ho fatto questa grande battaglia che io ho detto che... Vai Calcino ora. La battaglia di Vai Calcino allora a parte che a me papà lo ha requisito a portare feriti. E le arrivava a casa tutto pieno di sangue. Sì. E mi ricordo fare davvero. Che si andati da sola, io e sua mamma, andate a trovarla? Mia mamma erano lì che non piena, no? Sono andati a vedere in mezzo a tutta sta gente, eravamo trovati. Ma li va a sentire anche io i tedeschi che dicevano Nac Venedi. Lui diceva Nac, lo sentiste in me tante volte, Nac Venedi. Sì, era convinti Nac Roma. Andare giù a Venezia? E dopo cos'era a Feltre, l'ultima battaglia che ha fatto, che dopo era a terra, quella battaglia di giugno, che aveva sfondato il Piave, ma dopo gli ha parlato in Drio. E diceva la grande offensiva, Nac Venedi, e allora avevo qua in Galita, era gente che in idea ha detto, Venedi, in Galita, e gli aveva risponde, ma gli ha toccato a accamparmi qua, perché gli aveva, c'è poi il mocio perché sì, e gli ha detto, no, Venedi,
allora era come contrario. Dopo, proprio questi erano perché gli attaccati piave, ma anche tutto il fronte qua era tutto un fuoco. So che con mio papà sono andato in una località che si chiama La Curiava, Feltre, a Curiava che va verso Fondarro, che si vede la Val di Saren, la Val di Saren. Curiava verso Fonsaso ora. Si va verso Fondarro e si vede di fronte alla Val di Saren, che in fondo a Saren è il Grappa. Certo. E la Val di Saren era quella che riforniva i tedeschi che andavano su perché para il Grappa, che è stata la sua tomba. Dei tedeschi. La tomba si vedeva tutta un po'. Tutto. In giugno o in ottobre? Quella di giugno, l'offensiva, l'ultima offensiva che ha fatto, che ha tentato dopo. E io sono andato, come mai è andato a vedere? Perché è andato a vedere sulla valle là? A vedere sto fuoco, così da vedere. Come spettacolo? Era una roba che si passava, l'Italia era proprio capotta, perché diceva Italia capotta. Dopo, quando finì l'offensiva che ha persa, qui che salvati tutti con la testa bassa, Austria capotta. Ah, sì. Gli ha cambiato musica. Prima diceva Italia capotta. E poi Austria capotta. La Gli ha perso una strage di uomini, gli ha perso 400.000 cassopiate prigionieri. Io a il Montero, non l'avete visti fin qua, vicino a Montebelluna. Baracca non è stata occupata nel monumento, se lei è stato là. Quindi lui a mitragliare sulle trincee per ammassare dopo, e là, in tanti che tirai la barricata. Ho capito. Dopo sono arrivati dalla Francia. Dunque, mi pare che abbia detto a un certo punto che dopo si arrivai anche dalla Francia. E arriva le truppe francesi, le artiglierie francesi a sostituire quelli che ha perso i nostri, aveva poca artiglieria, e aveva perso sulla ritirata là. È stata quella che ha sostenuto. Mipo lo sapesse dopo ai combattenti che ha combattuto. Non che mi sapesse loro, mi lo sapesse dopo, amici che stavano qua vicino di casa che portavano la munizione. Uno, quei pochi anni che è morto, con cavallo e due granate, col basto con due granate, alla volta portarle, i pezzi su, portarli su a metà della Bonfenera, ligati ai castagner per tirare sulle linee. Con gli italiani? Italiani, sì, era l'artiglieria francese. I carri francesi ora? Francesi e italiani, sì. Io ero soldato? Soldato. Era soldato? Era soldato. Come si chiamava questo tipo? Questo si chiamava Celeste, un certo Curto Celeste, ed era del 95. Curto Celeste. Aveva vissuto tanti anni o aveva vissuto tanti anni? Quanti anni aveva vissuto? Era morto a 80 anni. Loro l'aveva, aveva 20. Era del 95, era del 18. 23 anni. 24 anni, 23 anni. Va bene. Io parlavo che aveva un diario della battaglia da Val Calcino. Sì, un diario che gli ha messo qua, gli ha festeggiato il battaglione Feltre, no? E allora gli ha messo su, gli ha festeggiato 40 anni fa, e Piale, sul Garrettin. L'eroica un capitano che era triestino del battaglione Feltre della 64 compagnia. E un soldato qua di Sant'Anne si è ritirato assieme e ha salutato sua mamma che era a Sant'Anne, che conosceva i suoi genitori. E per la grande battaglia di Val Calcino erano intimi amici, sebbene differenza di grado, era accaniti. La battaglia di Val Calcino in Val de Roa è stata una lotta a sangue proprio in ballico, perché le artiglierie che tiravano quella volta l'azione
davanti c'era al ponte Cagnin qua, a ridosso alla montagna così, e le batterie era là che riceveva là, che tremeva tutta Toccabiot, E batterie tedesche? tedesche, infatti là in Val d'Aroa, Val d'Aroa. a battere A linea. la linea e dopo Quanto distante eri dal ponte Cagnin, in batterie? da onde si abitavano altri sono stati 200-300 metri, Ah, proprio attaccare era. ti sentiva proprio che proprio poco accelerato. E quando chi c'è Quante ieri? ella era sicuro 4-5 cannoni, Da 149 ieri? tutti Non so. loro. No, non erano stati più piccoli, c'erano stati, Non sapeva. no. Vabbè, dai. E che nasce panca uno, Anche. che la brilla e mi diceva che era stato i serventi morti. Mi diceva, ho sentito un colpo fuori dai modi. E lei ci ha stoppato un canone, e da manco i stoppava tutti. E lei così, no? E quando che si fermava a tirare il canone, allora i vecchi, gli anziani, diceva, adesso i fai i morti, dopo va l'assalto, perché mi ha toccato. Prima l'artiglieria cerca di colpire i capisaldi, dopo andare all'assalto per tappare la produzione. Dopo mi conto di più. Intanto sentiamo prima guerra. Località esatte dove... Ecco, località esatte sopra Schevenin dove c'era la battaglia, la località esatta. Dove è stata questa battaglia di Val Calcino? Sì, è in Val d'Aroa. Val d'Aroa. Val d'Aroa. Prima l'ha fatta in Finespa, località Finespa, Sinespa. che lei è prima, una piccola sella prima, e dopo che è la Val d'Aroa, lei l'ha tutta qua, insomma. Sì. Insomma, la decisione è stata a Val d'Aroa. Ma non è tanto distante da Schevenin? Distante Schevenin qua e su, perché la Val d'Aroa è a 1000... Già sopra comunque, sempre sopra quella zona. Capito. E hai detto che era una strada che i tedeschi hanno fatto per andare su. Ma sì, ha fatto la strada Che andava una dove? mulattiera, Che andava dove di preciso andava? che chiama la Val de Foppa. Val de Foppa. Val de Foppa, è una mulattiera che ha fatto i tedeschi. Val de Foppa? Foppa. Ah, Foppa come Bari. Val di Foppa. Foppa. Ah, ho capito. Cavalata, l'ha fatta mulattiera che va su. Che c'è ancora la mulattiera? Sì. Ah, c'è ancora? Praticabile? Quella, mia ha tanti anni che non vai più, ma una ventina di anni fa sono passata là. E la viene ancora anche a parlare. Ecco, suo papà, che a volte che è andato a portare via i feriti, invece era in Pian de Andrea Muffa. Pian de Andrea Muffa? Sì, che lei era pieno di feriti che l'avevano incontrato là. Ma cosa è questo Pian de Andrea Muffa? Andrea Mussa era come il proprietario Ah, ho capito. di questa Località. terra, questa casa, questa pianta terra. Era tutto pianeggiante ieri. Pian, sì, chiama il pian di Andrea Mussa. Mussa. Ho capito, con la S. Ma non era alberi ora? Sì, che era anche piante, vit, che i lavori tenevano anche vit, la sostava. Ma quanto alto ieri? Quanto alto ieri? No, lei là, a piana sarà, perché noi qua sarà a 400 metri. Ah, ma non era solo su Val Calcino? No, ma Era suo papà, andava a togliere feriti dove? alle partite che parliamo dal ponte Cagnin c'erano altri e andare là sarà stato un chilometro di strada su e dopo andare là e dopo venire la montagna andare su. Ah, ho capito. E Invece nel pian di il pian di Andrea Mussa è la zona sì, e pianeggiante. dopo che ne sì. E là si rifermava i feriti là. Coltivava, Sì. erano piccole case che abitava, coltivava patate, fuoco, vita, Ho capito. sì, E agricola. là si fermava i feriti ora. Sì, portava, no? Portava là, per dopo spedirli col carreggio A Feltre. era ospedaiera. Ah, ho capito, ospedale, insomma. Allora, Ho capito.
E quando suo papà è venuto via da là, si scampava un po' che però. I tedeschi non si considerano, non Era fatto a scampare. era di sera, Magari sì, e di sera era, magari sì, sapendo che i tedeschi poi a me a stare che Dio ognuno, così era fatto a scampare. ho capito. Con altri? Insieme con sua Sì, mamma? assieme con l'altro. Ah, bene, ho capito. E dopo, quando che si scampava i valteri a Quero, non scampava, doveva portare a Feltre, si passava da Rio a Quero, Sì, sì. sentiva le granate che faceva come le pignate, mi ha detto, ma non ho Che ti capito. no, non passavi col carreggio, Sì, no? sì. Su per la strada, e dalle granate era cascatore, te era le cuerte e coppa. Mi ha detto che faceva il rumore delle pignate. E allora l'errore a camminare. Ad Anzù, si arriva a Anzù che a notte, che era neve, capito? Io vado mio sotto a Toia. Sul natore perché non era a posto. Ecco, al mattino prima di partire, cosa che avevo mangiato? Niente, Come niente? cosa possibile era qualcosa, mi lo so se avesse qualcosa in te sacchetto, mia mamma, sono andate lì da Lambesia là, e ne ha dato qualcosa là. Andate via con sacchetto e basta, non con careggino. Sì, sì, sì. È una cardenza, l'unica cardenza che avevo, l'ho ancora qua, era una cassa di munizioni, qui 50 cartucci e l'ho ancora. Mio figlio l'aveva caricata su per trarla via e mi l'ho vista e l'ho tirata, noi sta qua a vederla qua ancora oggi. Perché non ti disse anno era l'unico mobile che si aveva. Dove lo avevi? A Feltre? A Feltre. Ah, ma si potevi, una casa di munizioni tedesca. E là, sta casa di munizioni, no, buona, sapevi, no? E dentro metteva, si aveva una scatoletta, un tocchetto di grassa, qualcosa, era come una repostilio. Ho capito. Hai capito. Va bene. C'era la corrente elettrica in casa del sarto del Feltre. Sì. Lei era corrente elettrica? Sì, aveva la luce. Così presto? Sì. Già allora? In città lo aveva tutti a corrente? Sì. A Feltre l'avevano tutti? Sì. Ma qua a casa vostra? Che No, qua no. Poi qua me l'ho tirata a me, mi ha costata del 45. Ah, dopo la La guerra? era su alta in paese, ma dopo la campagna qua no. Non c'era niente. Ecco. Ritornato dopo la guerra, mentre tirava sul Sassi, dove dormiva? Con le vacche, come faceva a comprarle? Come fecero a comprare le vacche? Quando si tornava, insomma, come avevi fatto a comprare le vacche da Le noi? bestie sono stati 2 anni senza, Buoni senza? in aveva qualcosa di sussidio lo Stato dopo, quando l'occupazione, dopo lo Stato, il comitato, ha dato la stanza di sussidio finché lo è venuta. Sì, perché qua vari di mio papà era un cavezzo, era considerato mamma. Insomma, idea qualcosa di sussidio, ma non da farla proprio grassa. No? Sì. E dove dormivi finché non avevi sistemato a casa? Subito avevo dormito mio e mio papà, prima che venne da Feltre e mia mamma in una casa che aveva riparata su alla meglio, tutti operai là per acá, su poche stramane. Dove ora? Qua in paese. A Quero? Oh. E dopo qua la casa era buona, mio papà l'ha ciappato, 2 travi, aveva cattato un tendone che aveva fatto resti, aveva recuperato un tendone e l'aveva fatto come una stampa. Sono stati da tutta la lista e sotto il tendone finché dopo in autunno era pareggiata sul genio militare. Ho capito. Ora si veniva in primavera qua, si veniva? Sì. Non appena finì la guerra? No, in primavera, periodo d'inverno si può stare qua, in primavera sono venuti. Tutto l'inverno si stati sempre a Feltre? Sì, a Feltre. Ho capito. Ecco, al padrone di casa a Feltre, per l'ospitalità, anche se non vi trattava bene, ma che davi, cioè qualcuno vi aveva dato qualcosa, cioè uno viene in casa di un altro, davi un affitto o qualcosa? No, cosa che io ne che? Ho capito, ma... Io avevo fatto salvare anche la roba, noi altri intanto,
la sua mobilia e robe, e noi dentro per occupare le stanze e per mettere dentro militari, e così arriviamo noi altri. Ma nessuno vi ha dato niente, insomma, a questi che ospitalità ai profughi, ai profughi. Non so se dopo il comitato abbia, noi abbiamo salvato la roba a loro e anche non a me a trattare male, no. Ne può pas lavorare a fare legni ed era come a sostenere dei legni e a mantenere tutta la famiglia. No, ma come tornato loro avevano altri sapere come era. Sì, no, ma me l'ha detto che lui era abbastanza che lui era paroni e mi è umiliato che mi non mi dea massa perché mi è casa voi da andare a cacciare dei legni. E loro là sulla portella va bene, ma se mi scalda il mago un colpo. Niente. Sono da fuori al freddo, in casa. Niente. E allora mia mamma diceva, ringrazia Dio che inizia qua, perché tu stai da bene, no? Ma qui mi dice, come che... E il parroco del Quero si vedeva a Feltre, veniva a Feltre qualche volta? Sì, allora a Feltre, sul dosterale ricoverava lui. Perché stava mai? No, allora là come ospite là. E lo trovavi qualche volta? Sì, andava anche a cattare i parrocchiani, che aveva il tempo a cattarli qua e là, onde che sapeva chi era. Sì. Si è comportato bene allora? Sì. Come chiamavi, aveva detto? Innocente Ferrazzi. Innocente Ferrazzi. Ecco, allora qua Vicentino un po'. E hai detto che mangiava anche dei germogli sui alberi, andava a pelare i vidisoi per le chiese. Ma cos'è i vidisoi? I vidisoi, quella roba là che corre, si è fatto via su per le chiese, quelle pontine là, le buone, anche adesso, tirare via quelle pontine là, insalata, coio. I vidisoi, ma bruscandoli? Qui là sì, briscandoli. Bruscandoli o cosa? Sì, lì. Non è briscando, perché il briscando è più grosso, corre più, invece il vidisone è più infimo, ovvio. Che va su per le legne là, lei è di quella famiglia insomma. E mangiavi, sì? Come crudo o cosa? E cucinava, ma anche si mette in bocca così. Quello in primavera lo mangiavi quella? Sì. E dopo andava a raccogliersi che era radici, erba, tronco. Che era erbe buone e le Spagne, la Spagna, il corretto di Spagna, il cuore, cotti come con un po' di grasso, poteva avere un po' di grasso. Anche il cuore della Spagna, ieri era buono? Perché gli aveva come grasso, margarina gli aveva in tutto. Sì. Ma ieri era buono il cuore, il cuore ieri era buono della Spagna. Ma se la cuciniera come fanno in pianta e le teghe le cassie le fa quelle teghette là, quelle erano fresche, anche là, ma le veniva come acidi quelle sentia che era crude mangiavi le teghe? Cotte. Sempre cotte? Senza sale o col sale? Sal negra, gli aveva la sal negra, poi averla i tedeschi, ma sal nera era. Come quella che si dà alle bestie. E lo trovavi o compravi o cosa? Insomma, almeno so in quel modo, insomma, poi a catarta sale. Ho capito. E sucche che mangiavi? Sucche come? E il succhetto che era che metteva proprio la campagna, anche proprietario che aveva il succo. E tu si andava alla barca? Lui a rubare lì. Mino era uno che aveva coraggio, non ma che n'era dei figli, era se stava a guardare il parone, allora là le dà il parone. Allora là attenti che però là quell'altro andava a parlare via. Dopo si faceva tocca in maniera, allora come le fosse in furia. Ma cotte. Ma anche la zucca cotta. Qui su cap che si dà ai portei. Crut, se in maniera dopo. Ma quei onghi o quei grossi? Ma che n'era E tutti come è capitato? Crudi come angurie? E che n'era da mal de panza, non faceva mal de panza? Da diarrea, quindi era diarrea. Veniva Mi viene la diarrea e allora mia mamma la fea, perché i tedeschi aveva tè, gli aveva tanto tè,
E allora la potreste recuperarla, mi fa a te. E che n'era orti aveva, che dove si aveva parciato dei orti, furono palistà per far verdura, per lavorare. E aveva prigionieri italiani che li faceva lavorare. Dio sti ortaggi. E lui era serali su, qui articolati, no? E che n'era un fiume che passava. E noi ti sentiva dopo Che fiume era? questo fiume, la Sona che chiama, Sona. fiume Sona. E allora si parla con i soldati da qua e là, italiani, era. E allora n'era qualche due qua e là, che sapeva, aveva carote, aveva carote, e capiva, guardava il calore che gli vedessi, e ne trea una carota o un ravo, la chiamavo ravi, quindi trea, e noi si mangia, prima quello che sapeva. Attraverso la Sona. Quanti eri? Tu sei? Uno? Adesso si catena in 4-5 e dopo stegare si sentiva il calore sul sas, si capiva su una carga di pedoci. Sì? Perché tu vedi alla base dopo questo fiume, alla base dopo, e perdeva i pedoci. Così lì sentarsi dopo era pieni di pedoci. Corri via a casa. So che in fianco al letto aveva un laterale, aveva un pete, mia mamma non così, mi piaceva pettinarli là e dopo vederli tutti a correre, a occuparli. E allora la mia guardia, tu sei pieno di gente, e che coano, e fai quelle ciotale, decorava, allora prende le cose, tu sei pieno. E gente era gli uomini di pedocia. Ah, genderle. E allora sentia, e allora fai così, veniva fuori tutte le ballette. Genderle, come si chiamava? Genderle? Qua che c'aveva un genere, lì sarebbe, e hanno visto la quadra dei pedoci. Genderle. E dopo i c'aveva sotto i bracci. Ma qui io c'appavo in guerra, quando guardavo quei pedoci, Era peso quello che guardavi? Che avevamo pieno la camicia, allora la voltea, che aveva la camicia, se la voltea, allora intanto chi era da fuori, intanto passava dentro e stia via. Poi passava, quando che viene adesso il verde buttare via un tocco di pan, viene, cosa che ha detto? Che viene... mi viene il senso dispiacere vedere che tratta pan, a pensare che l'ho fin barrare la prima volta che mi è venuto un tocco di pan in mano. E mi pareva che non era neanche vera, e mi vede a via, dai che era una bestia a mangiare, no, sui sacchi di mondizi vede il pan, mi qui là che farei passare al tirocinio, che fece poca di calda, allora di fredda non mi mangiare. Vorrei fare passare quella a via, perché mi ha toccato, che di calda non mi fea, allora di fredda non viene restea. Era un modo di dire, de calda non è fea, de fredda non è restea. È logica, no? Anche qui. In campo, dunque, che classe dopo la guerra, se torna qua, che classe facevi? La terza? Terza, nel 19. Ho perso l'anno, Perché che ha perso l'anno? L'anno del 18. Da profugo? Sì, la terza, ho cominciato la terza ancora. No. Che classe che avevo fatto ancora? La terza e la quarta. E la quarta. Dove era questa Su una baracca poi. Una baracca a Quero? Sì, a Quero, io ho fatto una baracca, ho fatto la classe là. Ho capito. Va bene, e mi ha detto che il campo è di 800 metri, i vostri campi. Ritornando alle misure dei campi, è di 800 metri? Un campo vostro. Quale? Una quarta. Una quarta, di quanti metri? 800. Giusti, mi dice il numero? 870. 870, una quarta qua. Sì. Per altri che avete 20 campi, la vostra azienda è di 20 campi, Yuga lavora a 20 campi. No, abbiamo, no. Quanti allora a quel tempo là
se aveva, era un ettaro 15.000 metri, se aveva 15.000 metri, ma era 10 di arabili e 5 era prato stabile. Ah, prato stabile, sempre qua. Qua sì. In più avevi a montagna? Sì, da montagna a far legna. Sì, sì. E adesso io, dopo lei nella sua... Qui adesso ho raddoppiato il terreno fino 30.000? 35. Metri. Ed è prato, non ne sei più prato? E montagna anche, no, una trentina. Rendi a montagna? Bosco, molto era prato che si andava a facciarlo. Adesso va via sa bosco adesso? Adesso non si usava più in montagna, sai imboscare con le legne. E ne ho tagliarle ogni tanto? Sì, la legna per casa. E vendevo anche? No. Legna per casa? Sì, a cemba, non fai. Ho capito. E quando si va a sposare io? In che anno? Che anno si è sposato? Ha sposato il 34. Ho capito. E la moglie mi ha detto dove l'aveva trovata, per curiosità? La moglie dove l'ha trovata? Allora la stava qua, era la figlia di un cantoniere, il cantoniere era qua sulla ferrovia. Ah, ho capito. Lo conosce, è di famiglia l'oriceria qua di Alano come le origini. Ho capito. Ma Tessaro, Tessaro, sì, di Alano. di origine lì da Alano, allora lui gli ha dato un casello sulla ferrovia. Ho capito. Oh. E quanti figli avevo? Io? 4. 4 figli. Sì, sposava 2 2. E dopo richiami la guerra, qua è là sta 10 anni. Mi dite i nomi dei fioi? La prima nome è Pierina, e la seconda perché a ricordare una mia sorella che lei è morta. E dopo la seconda nome di mia mamma Vittoria. Vittoria. Prima della guerra era queste Sì, cose? prima della guerra. E dopo sta richiamato, ha fatto 2 anni di richiamato. E prima la permanente, ma quello l'ho fatto da 20 anni. Da richiamato entro i Balcani, mi ho fatto la zona interpallata, la Grecia e i Balcani interpallata. E dopo la guerra ho detto di qua, in caso venisse in Tosatel. E invece vanno a Tosetta. Ancora? Ormai ero anche anziani. E insomma... come si chiamava? A terza, come si chiamava? Angiolina come il nome, che mio padre nome è Angelo, e io ho messo il nome Angiolina. E al quarto? E il quarto, dopo 4 anni, aveva 40 anni e mi 42. Vita Tosate, insomma, ero là che lavoro qua. Le tose sposate. Come si chiama il tosato? Giovanni, zio qua a casa? Sì, sto qua. Ah, c'è questo qua, sposato? Sì, è sposato, insomma. Ho capito. Il mestiere del legno mi ha detto che lo va a imparare molto tardi, a 74 anni, il mestiere qua del legno. Il mestiere del legno, mi aveva passione, sempre avuto passione, che era quando era ancora a scuola, qui che feia cari, che laurea, là mi aveva una passione. E invece sempre aveva, anche un più di tempo aiutare a segare con la sega, dopo mi mettevo, cominciavo a fare merodetti, per carettinco, avevo 10-11 anni, e via, e dopo cominciavo a fare una roba di una carriola, e allora era uno a Muner che veniva qua a portarmi la farina, e dice, tu puoi farmi le robe, tu hai fatto le robe là, tu me le fai le robe per la mia caretta, che lei là che non le va, e lui non sono buono, sì che tu sei buono, falle, e mi insistì e le ho fatte, però con un piccolo sbaglio lui lo sa anche la corte. Sa che le robe le va una stanza inclinata perché le tegne sposo. Una era di P e una manco, ma a sbaglio vuol lavorare per farlo, e vuol farlo sbaglio per accorgersi. Dopo non l'ho più fatto e qui sbaglio. Le mie tutte precise. E ora qua a casa io facevo anche robe. Ho capito, sbaglio, perché una le venista piegata con l'altra, perché per le distanze, insomma, lei è una roba che va in bella. Ho capito.
Ma e dopo il gas cominciamo a Dopo sono fare? andato avanti a fare ancora, dopo che ho fatto una mia carrettina proprio, fatta, stata un quintale leggera, e che era un fabbro, che era bravo, un maestro, e era stato a imparare un dove che era qui che fa carrettiere, a legno e anche al ferro. E me l'ha inferrata questa carrettina. E mi per compenso lui che mi ha inferrato questa carrettina, era allora con la guerra che era il recupero di tutto il materiale che ha qua i tedeschi. Qua gli aveva carrette, barelle, era un desiderio per tutti. E poi serviva comuni che ha perso i tedeschi ancora a trainare materiale a fare sulle carre. Però non era mai a motor, cambio Sì, c'è poi anche altri un e allora che parecchia ste robe che era rotta una copertura che chiamavano, o un raggio e qua e là, e lui per compenso almeno per questa carrettina. Ho capito. E mi la tirava questa carrettina, andava a tomme poche di legni, ed era massa, e allora mio padre diceva, 4 rode le massa fatica a tirarle, invece con un carrettino con 2 rode le più leggero, no, ma mi la passione di questa carrettina. E allora lo vendeste la carrettina. E allora hanno fatto una gramma per poter tornare a un musatto. Codoro. Ma mio papà non era amante dei mus, dei cavalli, no? E neanche a me. E andiamo avanti sempre con carretto, con l'orologio, a mano. Dopo cominciai a passare a cacciare le bestie, le vacche. Ovvio. Che ora ho fatto una carretta piccolina, Fatto sempre da lei, sempre fatto io insomma. sempre fatto me. Anche il carro qua che vedete adesso, no? Quella l'ho fatto me, aveva le robe, che le ho le robe. Quel carro l'ho fatto me, e lui aveva le robe con le lampe di ferro. E dopo è capitato che ho messo quelle, ma che le pigli. Ho capito. Ma hai imparato da solo praticamente, autodidatta. E andare sempre da avere anche qui che lavorava. E lavorava anche per altri comunque, che faceva anche per altri. E tine, bot. Anche tine e botti e tutto. Bravo. E dopo 74 anni hai imparato qua. E fa qualcosa, e dopo quando via le bestie non aveva tempo, e dopo sono messo a fare prima nate un piccolo qua e là, e ho fatto diversi altri, anche per qualcun altro che mi ha comprato tutte le macchine di quischi che ho ciapato. Ah, tu capito. Mi ho comprato i quischi che ho ciapato, sì. e sempre a prezzo tirato, ero sempre, mai aggiornata come fosse su un'impresa, ehi. Ho capito. Solo per fare una sedia così da una settimana. Bravo. Sì. E qui hai già venduto ora qui? No, l'ho fatta mica tutta per averle, È una passione che non proprio. preparare una che era rotta, era un bel modello, mi ha tirato il disegno. Ieri è fatta così, che Sì, altre? ma sì, ho rimodernato qualcosa Sì. che non è. Bravo, complimenti. Mi E piace hai imparato da chi fa questo mestiere? Da chi hai imparato questo mestiere? imparare, ho messo bibi. A 74 anni? No, avevo lavorato anche prima qualcosa Sì. passo a rete, ma a fare arte in grado così non hai mai fatto, no? Come quel salotto che ho messo là. Lei è come un magazzino perché è tutto pieno fracato e ne 14 articoli dentro. Una casa banca tutta fatta, lo stesso stile, un orologio. Ma gli orologi che hanno fatti, che erano andati in Canada, Bravo. almeno Ho capito. se mica Quando ha finito a stare, insomma, si era messo a fare questo qua. sì, è lavoro della campagna così, ma questo lavoro qua l'ho sempre sognato da fare, ma non sono mai impiantato perché non potevo, vuole avere a lavorare là, vuole avere la settimana a disposizione, non è che è un lavoro da fare a ore, quindi quando ora fai una testa e dopo cambia bovegna all'altro di quell'altra, guardare Dio man, e mi a finire la scuola, finire tutto fuori, e lo so che ho una settimana che non pensa fuori, allora si fa il lavoro, e se si va, se lavora con pensiero, di un altro mistero, se va fuori, Ecco, certo.
Mi dice adesso della guerra sua che ha fatto, di questi Balcani, che ne ha visto peso di Bertoldo. Perché ora? Sui Balcani? Cosa è successo? Cosa che avevo combinato? C'era del presidio noi altri, no? A presidiare. In che zona? Là sono partiti a Fiume, dopo sono andati verso Zagabria, verso il Kosovo, là sulla Bosnia, là Dove che adesso? Dove che e n'era i treni che portava materiale che denunciava verso i confini di Romania, e n'era treni e colonne, e noi si aveva scortare le ferrovie, dalle 8 sul treno, anche il treno blindato, e scortare perché era per saltare i partigiani, no? Io di che corpo ero? Era territoriale, mi passava più anziani. Milizia territoriale, allora così Territoriale mi passava. Con i carabinieri, si fa servizio con i carabinieri, si fa servizio. E ora aveva detto che aveva visto tante Maia Grassi. Ma che n'era di quei che portava via roba. Italiani, perché i partigiani gli avevano tutte armi italiane. Armi italiane. Gli portava via roba a dare alle femmine, per quello che io le femmine, perché anche là le femmine faceva pascai. Andava. E mangiare. Andava con questi soldati, insomma. E allora dopo veniva Mari Ciapari in casa dai soffrareio e suoi mariti e li copeva. E allora Jacopo Soldario e veniva là, i brusea, ma era paese come andare a Palevalate qua. Chi li bruciava, i nostri? Chi bruciava le case? Italiani. E la colpa era degli italiani. Ma chi bruciava le case? Per rappresaglia, come chi ha fatto qua, la volata e Schiaverin, chi ha bruciato tutta. I tedeschi. I tedeschi. L'ora dei 44. Sì. 50 anni fa. Ho capito. Adesso a settembre dei 50 anni che io ho bruciato tutta la volata là. E come mai? Perché che n'erano i partigiani, gli aveva nascosto questa roba entro sotto i bat di femme, munizioni, gli ha cattata, e allora gli ha bruciato tutto per saltare la munizione. E là lo stessa. Ma altri italiani bruciavi tutto? E la via, lei fa lo stessa. Ma altri però erano italiani? Gli italiani lo stessa. Ho capito. Fa lo stessa. E che n'erano che i tedeschi. Perché non anche c'era là, c'era armi, con le armi leggere, e i tedeschi erano con i carri armati loro. Erano calori di appoggio come a presidiare. Lui era con i carri armati, si era bisogno di... Però non gli voleva tanto bene gli italiani slavi? No, perché se parlea, se ragionea assieme, ma non anche non sono mai qua visti volontari, sono in guerra, che n'era che ragionea bene, non era mia, ma in mezzo che n'era anche quelli. Il partigianismo come che le viene fuori anche qua, poi, mette a scompiglio la popolazione, anche noi altri qua, i tedeschi ne rispettavano, non ne facevano niente, qua come provincia di Belluno era la messa germanica, e poi a Treviso era la Repubblica, e noi ne rispettavano i tedeschi, ne facevano avere tutto perché con la testa che occorreva. Però i partigiani erano contro i tedeschi, era... che lei è il pro e contro, è come che lei sempre... Sì. Insomma è stato quasi peso, dice, dopo da quel che aveva 30 anni, che non quando che era piccolo. Sì, quella che aveva 30 anni, lei è stata che mi difendeva e sapeva cosa che fa. E vedete, prima Bersaglio, che non ho visto tanti a morire vicino a testa, sapeva niente. Sì. Perché se andava a avere roba, uno che metteva dentro l'umea su una bomba, andava a parare, via poca distanza. E comunque, per quanto riguarda invece questi partigiani qua, dice che non gli era tan massa d'accordo di quello che ha fatto anche qua. No, ma anche qua con i partigiani, aveva i tedeschi, che era buona gente, il comandante della gendarmeria, che era il presidio, poi era il comando dei gendarmi, tutta la zona qua. E il capo era intimo amico con me, ma mi aveva simpatia, col metro via,
Mica volte mi scriveva andare in paese, perché con me vedeva, mi piaceva bere la birra con la snappa dentro. Allora e poi veniva a cattarmi. Una volta il marito voleva stare in campagna mio, ma dopo era triste, occhio dei partigiani. Avevo paura che dopo lui credesse che mi collaborasse con i tedeschi per... Mi toccava stare, e i partigiani mi dicevano, ma e allora mi toccava dare una damigiana di vino, o sacchette di farina, anche ai partigiani di scondignone. Perché? Una gallina, qualcosa, un tocco di formaggio. E l'abbiamo bisogno, anche che si portava la latteria, il formaggio e a quelli che voleva versarlo. E tutto per stare. Ho capito. E questo tedesco era un buonissimo uomo e gli ha fatto che l'ha salvato il paese perché gli aveva fatto delle baracchelle e lui è andato, che poi era arrivato qui dell'SS a controllare, e lui ha detto, il paese di quello lo sotto controllo me e so mica gente chi è, perché gli aveva fatto legato chi era alti, chi era qui oltre provincia, non era paesano, chi era da qua. Era da qua qui che aveva fatto quei certi gesti là. E allora con la guerra lui non l'ha scampato, allora è l'ultima con la paraonda. Lui si è rifugiato, dato che non è custode del monumento germanico, quella che era custode era tedesca, che aveva sposato un italiano, allora la concorrente quando chi ha fatto il monumento, perché il monumento gli era inaugurato nel 1938. Era venuto a un pelotone di soldati tedeschi, no, hitleriani, proprio del partito, a fare l'inaugurazione, mi ricordo che fa la festa, e entra là come custode là. Allora è andato in casa del tuo custode dello Sarios o tedesco? E lo hai già parlato? Marziale. Ma se vede che qualcuno, i partigiani sono andati a levarlo alla mattina. E ha fatto i spetti, gli ha dato, gli ha piadato, gli ha sputato. Lo hai copato? Ed era da coparli qui. È stata così che mi sentì che quando io sono andato quelli vecchi americani, perché ancora non mi sono passato la scarica di metragliatrice americana, perché sentia osarvi a parlare, questa cosa, in fondo là. Era quieto, parlava per la strada là che aveva visto eschi a passare su di loro, con i mitragliatori, guardi qua scondesti che dentro la cantina che aveva la città, perché si vedeva la città.